Cari amici della Maratona Veneta, benvenuti. Anco le Marti, e ora che ho una parola con la M, la parola la se, questa qua, manuale. Per parlare della lingua veneta, che è la lingua che viene fuori dal latino, bisogna domandarsi direttamente dal latino, mica per tramite dell'italiano, o come che tenta di dire qualche dubbio, direttamente dal latino, come altre lingue europee, che si chiama lingue romanze, cioè che viene fuori appunto dal latino, o neolatine. Allora, farsi questa domanda è importante e ne ha condotto a fare, a produrre il primo manuale universitario completamente scritto in Veneto insieme con una università, in particolare con l'Università del Francoforte. Ve lo faccio vedere, questo qua. I 7 tamisi, Eurocomprensione romanza, i 7 tamisi, la chiave per capire tutte le lingue romanze. Accademia Buona Creanza, Università del Francoforte. Cosa sia questo qua? Ve lo faccio vedere, sì, ve lo faccio vedere un poco. Questo qua è praticamente il confronto di tutto scritto in Veneto e l'insegna a vedere quante tabelle, quanti dati, informazioni, ok? L'insegna a, doparando il Veneto, a conoscere meglio le altre lingue del tipo neolatin, che le è ovviamente il francese, il spagnolo, il portoghese, il catalano, l'italiano, il romeno, ma avendo anche le lingue un poco più piccole che non sono ancora state ufficializzate. È stato fatto per il Veneto, ma va a farvi capire che non è una roba che se si è inventata all'ultimo minuto. I professori Klein e Stegman, che chiaramente dal cognome non si mica né da Ciosa né da Castello, il ha prodotto come primo lavoro, sto qua, in tedesco, Die Sieben Sieb, che è il primo studio sulle lingue romanze, però appunto fatto e scritto e spiegato in tedesco. Successivamente è stato fatto anche in inglese, Seven Sieves, per spiegare agli anglofoni come che funziona questo sistema. Dopo che sei anche in spagnolo, il Sette Dassos, dopo che sei anche in, questo che è il portoghese, in gallego, scusami, e a Sette Peneiras, dopo che sei in romeno, Sette Site, in italiano, i 7 setacci, a posto, i che tutti. Ah no, che ne sei ancora degli altri, sì ovviamente, solo che mi con questi qua e questi vi faccio vedere. E per dirvi che quando che si tratta di una lingua, che è una lingua che la casca qua dentro, in il sistema delle lingue romanze, ecco il Veneto è qua, ha delle caratteristiche particolari che dobbiamo segnare dentro il manuale. In particolare il Veneto si interfaccia meglio con le lingue da cui si viene fuori il francese, e dunque le lingue del mondo d'Uil per capirsi, dalla parte nord della Francia, che c'è tante somiglianze che vedremo durante la maratona, che molto tempo anche ad andare sui sottogliessi, adesso si mi fare un quadro generale. E fa parte del sistema romanzo, ma vedi, è che la lingua che la va in contatto, vedevo meglio forse anche qua sotto, col mondo germanico a nord, la lingua neolatina, che la va in contatto col mondo germanico a nord, col mondo slavo a est, e solo del tutto via mare da sempre, con i rapporti con Costantinopoli e col mondo greco, appunto anche con la lingua greca. Le caratteristiche del Veneto dal punto di vista universitario le sono straordinarie. Mi aspetto, e tutti carissimo da aspettarsi, che un dì, spero presto, come che si arrivati i docenti universitari tedeschi a interessarsi del Veneto, un dì vegnerai i professori universitari di linguistica coreani, giapponesi, australiani, sudafricani a studiare il Veneto, perché l'è oggettivamente interessante, parliamo poi anche la nostra lingua. E allora tagliamo anche ancora il nostro numeretto, 95 fatto, manca 94. E allora, se sto video non è niente mai, strucca e iscrivete al canale. E poi, diciamo, dai, se ti gusta e ti contenta, strucca mi piace e poi commenta, fammi sapere cosa te ne pensi. Ciao fiori, ci vediamo domani.